bello iniziare così, con il maestro Tuccio Calogero che ci fa il suo stacchetto meraviglioso. Buonasera a tutti, nuova serata, nuova puntata con una delle voci catanesi femminili più belle che abbiamo, la nostra Desi Salvo. Grazie, amore. Buonasera tesoro. Buonasera, vita mia, come stai? Tocchiamoci il nasino. In realtà lo sappiamo come stiamo perché insomma ci siamo salutati, ci vediamo sempre. Ecco, però è giusto fare anche i dovuti convenevoli, quindi tutto bene. Sono tornata da poco da Napoli. Diciamo che è stata una settimana abbastanza movimentata per Daisy, abbastanza clou, dopo ci racconterai perché ci sono delle cose molto importanti che andremo a condividere con il nostro pubblico. Piano piano finalmente il successo che meriti sembra che stia iniziando ad arrivare, sembra, ecco, queste dita arriva quando una persona se lo merita, arriva, anche se magari delle volte ci vuole un po' di tempo come nel tuo caso, però arriva, quindi piano piano vi racconteremo. Vabbè, dettagli quelli sono. Però quando dici non mollare mai, credici, anche dopo 17 anni è arrivato. Dopo racconteremo un po' tutto quello che sta succedendo, perché adesso voglio immediatamente andare a ringraziare i nostri sponsor, che loro sono la parte principale del nostro programma. Dopo un ringraziamento speciale anche al primo sponsor che ti ha deliziato del tuo abbigliamento. Ecco, ora ne parliamo anche di loro. Iniziamo con il ringraziare il laboratorio artigianale Pasticceria Gravagna. Salutiamo con tutto il cuore. Dove i ragazzi lì ci sono anche, ora che arriva l'estate, le torte gelato che insomma non si levano Prima dalla bocca. Ecco, brava, fatto bene. Quindi le trovate di tutti i gusti. Poi qui a Catania andiamo matti per il pistacchio, cioè perlomeno io esco pazza per il pistacchio. Ecco. Dove si trova? In piazza Montepò numero 45. Sì. Quindi grazie al laboratorio artigianale e alla pasticceria Gravagna. Andiamo avanti e ringraziamo anche l'autonoleggio Miami in via Nicola Covello 3537, in via Calermo 326, ma dovete sapere che c'è anche una grande nuova apertura. La sua auto ci ha portato in tutto Napoli, ragazzi. Avete preso la macchina da loro? Grandi. È stato pazzesco, grazie. Ragazzi, proprio in via Calermo numero 426 ci sarà questa nuova apertura, noleggio, furgoni, auto da cerimonie, insomma trovate di tutto e di più, andate e trovano la soluzione giusta per voi. Quindi un salutone all'autonoleggio Miami. Daisy qui ha già provato, è andata anche fuori. Funzionano le macchine, strada avanti e indietro. Nuovamente. Quindi capito? Anche perché mi sa che a Napoli diventerai di casa, quindi mi sa che l'autonoleggio Miami anche lì sarai di casa per prendere le macchine. Poi ringraziamo la nuova boutique che oggi ha letteralmente anche vestito la nostra Daisy con questo jeans bello tutto sbrilluccicoso, una stella che brilla. Noi consigliamo a tutte le donne non solo di andare a trovarli, e si trova in via Sabato Castaldi al numero 27 a Catania. Tra l'altro ragazzi, anche se siete di fuori cercateli, perché loro fanno anche le spedizioni in tutta Italia ad un prezzo piccolo, quindi fantastico. Parliamo di granite, parliamo di torte gelato, ma c'è anche chi ha voglia di qualcosa di sostanzioso da mettere nella pancia, tipo un bel panino, e noi vi consigliamo sicuramente la panineria Spider-Man, ragazzi, che si trova in piazza Eroi d'Ungheria. La conosciamo bene lì, Brussels, patatine, ecco, visto? Li proviamo tutti, un colpo lì o un colpo lì. Che tempo sono tornata già? Andate a prendere, hai fatto bene, così si fa. E se poi il panino magari non ti va, noi vi proponiamo anche la pizzeria, sì, perché abbiamo anche una nuova apertura della pizzeria Finocchiaro. Tra l'altro loro stanno facendo una promozione fantastica, ogni pizza una lattina in omaggio, escluso il sabato e la domenica, dove li trovate in via Poggiolupo al numero 1113, ovviamente a Mister Bianco. Ci vediamo dopo noi. Ecco, vedi, stasera di pizza, a uno tutti. Abbiamo provati tutti. Manca solo una cosa: quando si finisce di mangiare o se magari viene un langorino, qualsiasi cosa, abbiamo il buon caffè, dove si può prendere qualsiasi genere di bevanda si voglia e non solo. E loro invece si trovano in via Giuseppe Missori al numero 118, ovviamente Catania. E alla fine andiamo a concludere al punto giusto, perché si conclude in maniera giusta, e gli mandiamo un bacione anche a loro, in via Villa Flaminia 60 a Catania. Facciamo un applauso per tutti i nostri sponsor, grazie ragazzi. E allora, visto che abbiamo chiacchierato sugli sponsor, facciamo un bel brano, Daisy, subito, poi io vengo e iniziamo a raccontare un po' quello che sta succedendo, ok? Va bene? Con quale brano iniziamo stasera? Ragione e sentimento, mi va di fare cose... Vai, così, a sentimento come si dice, la nostra Daisy di Salvo.
modo tu l'aspetti ma non torna manca notte. Non ti accorgi che ti mette come fosse un cappotto. Cagni tutti se lieti quanti corna che t'ha fatto. Che se male se ne fotti non vedi che t'ha fatto. Gli arroganti e prepotenti gli l'infame non me niente. Chi le sordi non ti sente non ne te ne sente. Ma io quest'uomo lo amo e non mi sentono perdere. Tutta me stessa lo amo perché l'essenza della vita terribilmente lo amo. È poco che mi perdere da capo a te io amo e non mi voglio sudare perché c'è manca aspetto non la sa il è tutta infamità. Guarda ma sa con che la pode torna a zozzoleare. Vena fa amore se ne va. Donna perché te ne che fa. Esce per tu piade sai che viene una donna, ma perché mi passata? Tu si scegli, si cretino, tu si troppo innamorato. Quando dico tu l'aspetti ma non torna manca notte. Non ti accorgi che ti mette come fosse un cappotto. Cagni tutti si rietta quanti corna che t'ha fatta. Brava, brava, non c'è niente da dire. Desi è un portento quando canta live. Anche siamo state da poco insieme, abbiamo fatto un evento, c'era la band Vero. senza provare, lei si è buttata come del resto è un artista, lo possiamo dire, ed è stato meraviglioso. Vieni qua, sediamoci così ora mi racconti un po' quello che sta succedendo, però prima voglio fare qualche salutino perché ci sono tantissimi messaggi e tantissimi soprattutto complimenti. Grazie. Quindi andiamo a salutare Saro Pandetta che ci saluta, poi Ciao, Rosario. Luciano Carrubba, saluti da Roberto della Napoli Fish. Permettimi questo, saluto tutta la Napoli Fish che è un nostro sponsor. Se dovete mangiare pesce, Desi, questo è un consiglio, manca questo. C'è Napoli Fish, raga, dove il pesce al bacio, proprio quello, il pesce di cui ti parlava Sonny prima, è di Napoli Fish. Ah, ok, sto venendo a casa tua. Giampiero, un bacione a tutto lo staff. Roberto, un bacione. Ciao Desi, puoi fare una dedica a mia moglie Luciana che oggi compie gli anni? Certamente. Lui è Andrea. Poi Antonio Giuliani, buonasera a tutti, salutami Desi. Fabrizio Scirè, ciao Fabrizio. Un bacione. Annalisa Calabretti e ancora grande Desi da parte di Annalisa. Mi dedichi Grazie. una canzone per mia moglie Carmela, lui è Emanuele. Poi Luigi Cariotti, un saluto Desi dalla Calabria. Buonasera a tutti alla Calabria. TM, sei bravissima. Un saluto da Napoli. Ciao Emanuele, salutiamo anche lui. Napoletani, sempre Tutti, qua. adesso vi raccontiamo. Fabiuzzo, ciao ragazzi, un saluto da Trapani. Ciao Pietro, un bacione. E poi mi fai dedicare, questa già l'abbiamo letta, sì, Carmela da Napoli. Adesso la dedichiamo a Emanuele, tranquillo. Bravissima Desi. Grazie. Desi la numero 1 da Fabiuzzo e Mary. Grazie. Abbiamo anche un bacio da Caserta, una dedica per me anche Fabrizio. Grande Desi e Mary da Alfio. Insomma, vi salutiamo tutti, Grazie, ragazzi. grazie, piano grazie. piano andremo avanti. Parlando, ci sono molti amici che ci seguono da Napoli. Perché diciamo che questa settimana Desi è stata proprio a Napoli. Niente, non te lo È posso successo spiegare. un po' di tutto. È arrivato tutto così veloce, senza che te lo aspetti. Da dove vuoi iniziare? Da quella più grande o piano piano? Da dove iniziamo? Diciamo che Desi è andata a Napoli, ha fatto degli eventi, per chi la segue lo sa perché comunque ci sono state anche le live, da lì è andata al Castello delle Cerimonie. Esatto. Com'è stato andare lì?
Sono entrata lì e non credevo che era possibile che ci entravi, perché è tutto un mondo diverso. Ti senti veramente una principessa, attenzione, anche se non hai l'abito giusto ti ci senti lo stesso. Ok. Poi ad un certo punto arrivano tante persone, ci sono tanti cantanti, c'è il momento che ti dicono vita mia, vieni qua, fai sentire una canzone. Tu resti bloccata e allora dici come faccio ora? Glielo devo fare sentire per forza, a cappella, così. Gli ho fatto una canzone a cappella, gliela canto e non sapevo che avevo davanti il capo di produzione di Real Time. Ad un certo punto ha detto tu vieni con me, mi ha fatto entrare e mi ha detto canta, vai in TV. Ho detto ma così non sono vestita adeguata al castello. E lui mi ha detto a me non mi interessa, conta la tua voce. È vero. E mi ha fatto entrare nella sala reale a cantare. E questa è una cosa bellissima, quindi su Real Time ci sarà Sarò anche... l'anno prossimo, ecco, partiranno le puntate, mi chiameranno, io lo dirò prima, sarò in onda Ok. su Real Time e ci sarà anche un confessionale dove i proprietari del castello parleranno di me. Bella questa cosa, ragazzi, quindi tenetevi pronti perché sarà un anno ma ritornerai anche a fare altre registrazioni sempre? Ritornerò a castello, c'ho anche degli eventi. Bene, qui mi sa che le cose si stanno facendo davvero importanti ed è molto bello, Desi, perché te lo meriti, perché insomma, come hai detto tu prima, sono 17 anni che ci credi. Tu lo sai. Esatto, che ci Eri credi, con me. che non hai mai mollato, soprattutto anche perché la strada è stata difficile molte volte. Devo ringraziare Dillo. Vita Mia, perché se non era per Vita Mia io non cantavo più. Tante sono state le botte prese, tante anche, come dire, un po' le scaffe, la voglia di dire smetto, non fa per me. Fino a 2 settimane fa sì. io stavo chiudendo il profilo direttamente. Sì, 2 settimane fa, e sta settimana c'è stato il panico perché oltre il Real Time, oltre il Castello delle Cerimonie, c'è un'altra cosa molto importante che ve la sveleremo però tra poco, non subito, anche perché credo che questa sia una cosa quasi inarrivabile, no? No, veramente. Quasi inarrivabile. Nessuno lo crede. E quindi ancora se non mi vedono farla non ci credono, anche che hanno visto il commento suo. fregatene, lo diremo dopo, lo sveleremo tra un pochino, così racconteremo un po' a tutti quest'altra data molto importante che sarà a breve, dove sarà e cosa succederà. Perché adesso vogliamo un'altra canzone, Certo. perché quando si arriva a certi punti è semplicemente perché abbiamo un'artista Ok. brava, una voce meravigliosa come quella di Desi. Ne facciamo uno o due? Ne facciamo due. Dai, Ok. facciamo 2 brani dopo l'altro e dopo raccontiamo il resto. Quale Certo. facciamo? Continuo con Maria Nazionale, poi dopo andremo Dopo si vede, dai. su altri brani. Dai. C'è fatta amore così, passerà tanto papà, ad onda la
questa era Storia Piccerelle, maestro. Facciamo C'è lei? Ok. Rimaniamo in tema. Agli occhi di un ragazzino che guarda un aeroplano, ti senti legato in mano e poi lontano. Ok, ma guarda e non si felice, tu soffri e non me lo dici, tu pensi soltanto a che le non stai più un po'. C'è lei quando tu mi guardi con l'occhio suoi, c'è lei, ti sentono traditora, senza amore, perché se mi porto fuori ti lascio con a lei, non voglio che ti fai male, per questo ti lascio andare, eppure si muore solo tu non pensare più a me. C'è lei, tanto fa ancora chiara, c'è lei, e stai tornando a nascere. Io non posso uccidere, perché ti ama come me. Va, cagella te non zucchera, e va, servando trattare. Si va, io so contento perdere, perché voglio che torna a vivere. La nostra Desi Di Salvo, ragazzi, questo nome l'abbiamo imparato a conoscere e mi sa che continuerà a farsi conoscere oltre, perché appunto prima abbiamo detto anche questa cosa, che avremmo continuato a dirvi quello che sta succedendo, e dobbiamo dire che il giorno 22 è una data importante, non una volta, ma super importantissima. Perché succederà un qualcosa. Diciamo che come nasce questa cosa? Tu eri su TikTok, giusto? Allora, nasce sempre. Ora vi svegliamo di chi stiamo parlando e quello che succederà. Sempre per colpa di Giacomo. Ok. Allora, io stavo lavando i piatti. Quella sera ero triste. Ok. Ma triste, non triste normale. Io avevo già deciso dentro di me
di non proseguire più. Ok. Io stavo lavando i piatti, lui mi diceva vita mia, vieni qua, mi devi lasciare in pace oggi, se ti ho detto no, basta, ma cantamela una canzone per me. Io l'altra volta ho sentito che mentre che stavi pulendo, sentivo che facevi Parlem. Ok. Dicevo, quella non è la fra Franco Ricciardi. Ho detto, mamma mia, con questa Mariana Nazionale. Ero anche arrabbiata con Mariana Nazionale. Che lei praticamente la ama, ovvio, e lo sappiamo. Lasciami stare, gli ho detto, basta, non me lo ricordare, che mi fa stare male questa cosa. Me la canti un attimino, per favore. Giuro, solo questa, non ne facciamo più TikTok. Ok. A un certo punto faccio, parlama, fammi sentire tutto calore la voce dai cari, vita mia. Faccio questo, lui arriva e mi ha detto, l'ho pubblicata su TikTok. Improvvisamente le visualizzazioni salgono in una maniera, arrivato a 700.000 visualizzazioni in tempo record. Le persone cosa hanno fatto? Vedevo che facevano tutti Franco Ricciardi. Taggavano. Il tag di Franco Ricciardi è arrivato a 500.000. Io non lo pensavo più, sono passati 2 giorni. A un certo punto, sempre quando sto pulendo, lui era nel divano. No! Pulire sempre, Daisy, pulire sempre, porta bene qua pulire. No! Ho detto, chi hai che stai facendo così? Sei stupido! Ti ha risposto! Ma ci ho detto, ma ce la finisci? Mi lasci stare un pochettino in pace con questo TikTok? Pensavi che ti stava prendendo in giro con un altro TikTok, ma sta pensando a me? Ma sarà un fake, è quello vero! Entra nel profilo e l'ho visto che era quello vero e ho letto, ti aspetto alla prima tappa del tour. Stavo svenendo. Certo. Non puoi, no, ma sarà non uno è possibile. scherzo. Le persone, è lui, Desi, è lui. Io ho detto, Franco Ricciardi ha risposto a me, ma veramente? Lui mi aspettava perché quella canzone vuole che la canto con lui. Quindi ragazzi, il 22 di giugno Daisy duetterà con Sono Franco arrivate Ricciardi. le chiamate, abbiamo chiamato la manager Anna e dice, io anche sto rimanendo, dice, perché ci arrivano 50 milioni di messaggi, non è che Franco si mette a guardare tutti i messaggi, tutti gli cantano un pezzo di canzone, tutta una cosa. Le avrai trasmesso l'hai sicuramente colpito. Qualcosa. Dice, allora facciamo la prima data a Caserta il 22 giugno a San Marcellino. Quindi ragazzi, il 22 di giugno Daisy proprio a Caserta canterà insieme a Franco Ricciardi Parlame. Da quel momento le visual sono diventate la visualità, però voglio dire, penso che una cosa l'adrenalina che un po' mi fa rabbia è che tanti catanesi si sono accorti ora della mia esistenza, quando tutti sapevano che avevo un'esistenza. A volte dico, perché dovevo arrivare il suo commento per essere così reale? Perché delle volte noi catanesi non vogliamo dare sazio ai catanesi stessi. Purtroppo è la verità, nel senso, molte volte possibilmente andiamo a cercare le voci napoletane perché crediamo chissà che cosa, quando invece in Sono realtà comprato un abito alla Mary. Hai fatto bene, Quel amore. giorno un abito alla Mary tutto trasparente. Ah, è così si fa, voglio dire. Ma ci sarà la live ovviamente per chi non Sì, sarà certo, a ma mi Caserta. guardi, vero? Certo che sì. Per chi non sarà a Caserta, ragazzi, tenetevi pronti perché quella sera ci sarà Vita Mia che invierà le condivisioni a tutti quanti. Quindi E ora tutti i seguitela perché napoletani mi commentano quando vieni e sarò a San Marcellino il 22. Il È 22. uno stadio. Ma da lì possibilmente Sì, si da prospetta. lì nascerà. Ma mi sento in cuffia, Sonny, perché mi sento la voce bassa. Ok, scusa. Le risposte di Sonny sono veramente Io mi una immagino cosa una situazione, mi immagino. Lui chi mi trucca, chi mi mette mi microfono, mi fa, io come devo stare? Tu devi essere te stessa, adesso, come hai sempre fatto, cantare. Al parco, mi viene l'adrenalina. Ma allora è l'inizio, poi quando sarai lì esploderà la Dico tua solo voce. che dopo che ho saputo questa notizia mi sono ammalata di gastrite. Ma quello è stata la pulizia, era la pulizia, la voglia di non pulire. Facciamo quella pezza in mano, Franco Ricciardi mi ha guardato, avevo anche la pezza blu nelle mani. Però posso dire una cosa, questo rappresenta il fatto che pulire fa bene e porta bene, quindi tu facci video sempre mentre pulisci, fagli cambiare di canzone in canzone che porta bene. Che parta bene. Visto che abbiamo parlato di Franco Ricciardi, Devo fare un mid di Ricciardi. Che ne dici? Se lo facciamo, Sì, lo cantiamo. che direi che ci calza a pennello, visto che il 22 di giugno sarà proprio insieme a lui. Adesso vediamo che cosa ci combina con i suoi brani. La nostra Daisy di Salvo. Con mille speranze che parlano di te, in un mare netto non perdono un colpo per far male a me.
che l'aria è chi vuoi per fare e viene qua giurando che sia mia io credo a te per nata volta e come dice Franco promessa mandata appuntamento fatto e mai mantenuto e quando voto solo da già aspettata facendo 1 milione di telefonate me ne vado fatica ma non ci stivo mai parlavo con me solo mi sbattevo cuore sono stato senza macchina e me ne va bene sono stato sempre correre e veniamo te appena sento lui mi emoziono cerca sta vita per me, solamente per me. Treno, mi tremano in mano, pensando che lei sta curata e io sto correndo con te per nascondere pianto, perché dentro me vive ancora una parte di lei. E poi arriva lei. Che canterò insieme a lui. Sono troppo emozionata. Parlama, fammi sentire tutto calore da voce, poi corro vita perché ogni cosa che mi dice se va poi via. Venire i brividi qui. Immaginiamoci cosa succederà giorno 22. Brava Desi, non poteva scegliere meglio. Super emozionato. Allora, questa è direi perché ti fa sentire vicina dove deve arrivare. Direi che comunque questo potrebbe essere l'inizio di chissà cosa, perché questo è l'inizio del tour anche di Ricciardi, esatto. Giusto? Vedi un po' quello che succede, capito? Perché qui potrebbe partire un bel tour in giro ovunque. E senti, adesso dobbiamo fare una cosa. Tu devi andare a cambiare perché abbiamo un altro sponsor giusto. Che fa parte del nostro appuntamento e quindi Desi ha pure l'abbigliamento. Ormai è stata fatta, non te preoccupare, vai. Il bello della diretta, dicevo, la nostra Desi ha anche un altro sponsor che gli ha deliziata in questo caso di un altro capo di abbigliamento. Lei adesso si sta andando a cambiare, il tempo che si cambia, noi andiamo ancora a ringraziare i nostri sponsor, quelli invece siciliani, perché il prossimo sponsor è uno sponsor di Napoli, giusto? Quindi lo ringrazieremo tra poco, ma iniziamo con quelli che sono i nostri sponsor catanesi e iniziamo subito, ragazzi, proprio come prima, con un buon gelato e non solo, torte, qualsiasi cosa, il fantastico laboratorio di artigianale pasticceria Gravagna. Se dovete un compleanno, un evento, dovete andare a cena da qualcuno, a pranzo, semplicemente se avete un semplice languorino, andate in piazza Montepo al numero 45 da Gravagna e lì troverete la risposta giusta per voi. E poi abbiamo l'autonoleggio Miami, di cui abbiamo già parlato. Desi appunto è una delle sue clienti, è stata a Napoli da poco ed ha proprio scelto autonoleggio Miami, che si trova in via Niccolò
Paolo Covello al numero 3537 e tra l'altro c'è questa grande nuova apertura che invece è in via Galermo al numero 326 sempre a Catania. Lì potete trovare auto di tutti i tipi, anche auto da cerimonia e non solo, quindi qualora vi serve la macchina, insomma moto, qualsiasi cosa, andate all'autonoleggio Miami. E poi la nuova boutique abbigliamento per donne, infatti la nostra Desi proprio prima indossava un capo di abbigliamento della nuova boutique. Loro fanno tra l'altro anche spedizioni in tutta Italia, quindi se vi piace qualcosa cercateli, perché vi spediscono tutto a casa a prezzi piccoli. Invece per chi è catanese può andare direttamente a trovarli, potete andare in via Sabato Castaldi al numero 27 sempre a Catania. Continuiamo e ringraziamo anche la nostra fantastica panineria Spiderman, che invece si trova in piazza Eroi d'Ungheria. In questo periodo soprattutto, dove la voglia di cucinare con questo caldo non ci sta, abbiamo proprio la panineria Spiderman. Se il panino non vi va, vi consigliamo anche la pizzeria, perché abbiamo anche questa nuova apertura, anche questa nuovissima, fresca, la pizzeria Fino Chiaro, che tra l'altro sta facendo una promozione straordinaria. Ogni pizza ci sarà una bibita in omaggio, escluso il sabato e la domenica, quindi voi andate, vi ordinate la pizza, avete anche da bere, vi scegliete se volete la Coca-Cola, la Sprite, l'aranciata, insomma qualsiasi cosa. Si trova a Mister Bianco esattamente in via Poggiolupo al numero 11 e 13. Abbiamo anche il Buon Caffè, dove ragazzi tutte le risposte lì le trovate, qualsiasi cosa avete bisogno, in via Giuseppe Missori al numero 118, ovviamente 118A sempre a Catania. E infine si conclude con Al Punto Giusto, che invece si trova in via Villa Flaminia al numero 60 a Catania. Quindi facciamo sempre un applauso grande per quelli che sono i nostri sponsor, grazie per far parte appunto dei nostri appuntamenti. Chiunque vuole entrare a farne parte può tranquillamente contattarci. Questa sera siamo insieme alla nostra voce femminile, come ho detto prima, la nostra Desi Di Salvo, che conosco veramente da tanto tempo. Con lei posso raccontare questi piccoli aneddoti in attesa che lei arrivi. Abbiamo fatto davvero tantissimi eventi quando eravamo un po' più piccole, giusto così, qualche anno in meno, circa 10 anni, 11 anni, e devo dire la verità, lei è sempre stata un tipo così come la vedete, abbastanza peperina, con questa esplosione che ha addosso, questa voglia proprio di vita, no? Perché Desi quando canta, quando anche la vedete dietro TikTok, e non solo, ha proprio questa voglia di vita, è sempre stata in questo modo, sempre con questa voglia di cantare, e piano piano è riuscita, e anzi gli auguriamo molto di più, a realizzare quello che ha voluto. E io direi a questo punto di farla tornare. Prima era una stella, adesso è una cometa, se prima era una stella, perché prima era leggermente sbrilluccicosa, adesso Sonny mettimi il primo piano su di me, ok? Adesso invece è super sbrilluccicosa perché indossa un altro capo, indossa un altro capo davvero bellissimo. Eccola qua, una tutina tutta ricoperta di paillette, nera, super elegante, con questo cinturone in dettaglio sempre strassato. Questa chi l'ha omaggiata? Questa viene da Napoli. Moda Loca, Napoli. Moda Loca, ma andiamo, ci piace già quando si è lochi, che non si è normali, noi siamo tutti lochi pure. Quindi i napoletani dicono sempre che se io devo essere a Napoli devo brillare. E questo stavo dicendo. Sempre così, quello che dici tu. È così, ed è vero, ci sono riusciti. Quindi Moda Loca ci piace, è riuscita perfettamente nel suo intento. Quindi grazie a Moda Loca. E a questo punto, dopo quest'altro cambio outfit, io direi di fare un altro brano. È un momento molto particolare perché questa dedica io l'ho fatta per una persona che non c'è più, è del nostro quartiere, sicuramente tu conoscerai anche, è Fabrizio. Sì. Fabrizio non c'è più, c'è tutta la sua famiglia che ci sta guardando, e questa canzone l'ho onorata sempre per lui e continuerò a farla con tutto il cuore, perché le ho detto sempre alla sua famiglia che Fabrizio ci sarà oggi, rimane e per sempre dentro ognuno di noi. Fabrizio, per te. Mi innamoro e non mi abito ancora, ma ogni giorno è sempre più diverso, ti fai sembrare più bella non se stessa, mi fai sentire sicuro, se ti perdessi amara, ti passa poco di emozionare, non ti amo
insieme, solo con te voglio stare. Chi s'annamora non scende, succede senza pensare. Un cuore mi ha scelto solo a te. Sono innamorata e poi sapevo che oggi rimane per sempre. Se tu l'amore per me, sta vita è fatta e momento, io voglio vivere te. Codi che fai tutta vita mia, sono scelto tutte e foto che mi va, se poi mi fai morire. Scrivimmo che stiamo, te pagine rogò, a tocco niente si può cancellare, e sono sicuro non mi vuole assare. Pensiamo si stai solo, perché sto sempre con te. Se suona aiuto un atto fa cammare, voglio dormire senza che mi scenda. Oggi rimane per sempre, solo con te voglio stare. Chi s'annamora non sceglie, succede senza pensare. O cuore mi ha scegliuto solo a te. Sono innamorata e poi sapevo che oggi rimane per sempre. Se tu l'amore per me, sta vita è fatta e momento, io voglio vivere te. Codi che fai tutta vita mia, sono scelto tutte e foto che mi va, se poi mi fai morire. Non avessi parlato e capito perché cose più belle si possono sentire. Ogni volta che mi stringi e sento come sbatto ora, oggi rimane sempre, sempre con te. Oggi rimane per sempre, se tu l'amore per me, sta vita è fatta e momento, io voglio vivere te. Codi che fai tutta vita mia, sono scelto tutte e foto che mi va, e poi mi fai morire. Fabrizio, oggi rimane e per sempre. Questa l'abbiamo sentita sempre in versione maschile, perché è la canzone di Anthony. Ma devo dire, se qualcun altro avrebbe dovuto cantare questa canzone doveva essere di Desi, perché è stata... Me lo dicono tutti quanti. Cosa ho detto io? Cosa ho detto? Avesse, scusate, ogni tanto mi correggo e ogni tanto può succedere. Doveva essere la tua, perché veramente la canti in un modo da far venire i brividi. Io mi Brava sono la nostra innamorata di questa. Anche a me mi è venuto il freddo. il freddo, il colpo del... Allora, diciamo che oggi Rimane per sempre è una di quelle canzoni di cui ci siamo innamorati tutti. È bellissima, meravigliosa, la canti wow, cioè da brivido, da brivido. La nostra Desi Di Salvo, davvero brava. E ricordiamo che giorno 22 di giugno, questa cosa ormai la dobbiamo dire. No, perché stai a Catania tu? Amore, mi dispiace perché Vabbè, sennò ci sarebbe... presenterai a Catania? Dai, assolutamente sì. Il 22 Ora le di persone giugno. dicono ora ti sta montando a testa, ma che dici? Ti cala Allora, una voda. Allora, io penso che comunque bisogna dare a Cesare ciò che è di Cesare, perché a prescindere da come vada questa situazione, sicuramente è già una cosa meravigliosa quella che è successo, ma noi sappiamo che Desi ha una voce bella, ha una voce straordinaria, e se chi la butta e chi dice che non ci riesce, magari per voi non ci può riuscire oggi, ma domani o dopodomani ci riuscirà, perché ha un dono lei, quindi non si può eliminare, capito, quel dono. Ci possono prima tutto Ricciardi provare. io ho cantato, mi sentivo male in tutto Ricciardi io ho cantato.
Ma questo qua ancora, raga, quanti ne abbiamo oggi? 12. Ancora mancano 10 giorni, da 4 che gastrite. La ritroviamo magari gastrite e colite e non so più che altro. Cioè, ci vado malata. No. Ho perso 4 kg solo per il pensiero. No, amore, no, invece tu devi essere tranquilla e serena, anche perché noi ci siamo visti proprio il giorno prima che lei partisse a Napoli, già era anche lì. Ho detto domani sono a fare questo, com'è andata? Non è andata bene? Non è adesso un bel ricordo? Ho usato la mia umiltà. Ecco, quindi tu sai che hai quello, sai che ti appartiene quel pezzo e sai che andrà bene, perché quando si indossano le maschere che non va bene, perché in quel caso le maschere cadono prima o poi, invece quando si è se stessi e quando si ha una bella voce, raga, non può succedere niente di diverso, può andare solo ed esclusivamente bene. Quindi il 22 di giugno non vi perdete chi sarà a Caserta, questo evento fantastico, a parte per la nostra desima, perché ci sarà Franco Ricciardi, che voglio dire, stiamo parlando di un mito che io sono insomma una piccola mosca a mezzo a quello. Tu sei tu, non ti devi definire né mosca né niente, sei tu, semplicemente perché sei tu e sei speciale perché lo sei. Quindi ci sarà questa cosa meravigliosa, andate, chi non potrà andare come me seguiremo tutto sulla diretta live appunto della nostra Desi appena entrerà. Sono curiosa anche di vedere il vestito che ha scelto alla Mary, ormai ora io questa cosa la devo capire sta cosa non come sta. non lo faccio vedere a nessuno. No, è che in diretta non si può far vedere. Allora tesoro, direi di fare almeno altri 2 brani. Ok, rimaniamo in tema gelosia, volevo fare quella nuova? Gelosa, sì, Okay. e poi proseguo dopo col maestro. Va bene, vediamo un pochino, questa ci sta, che di gelosia ce ne sta tanta, raga. È una parte... A Napoli gli è piaciuta tanta questa canzone. Cioè, è bella. E prima qualcuno su TikTok l'ha scritto, canta la canzone tua della gelosia. Ah sì, l'hanno chiesta? Guardi blog, guardi storia e ti nascondere da nato contatto. Ma chi ti credi, ma che ti sape, un po' capi che io non tengo rivale. Tu non si meglio, ma che te ingabere. Tu sei cattiva, questa è la tua natura. Non parlare, non sei all'altezza, non competo con te. Tu sei gelosa, cattiva, invidiosa, non si nessuno, non tiene personalità. Non so il tuo nome, ma chi te crede giuro, casi fuori cagato, non si cosa per me. Se tu mi guardi, a me posso imparare, ti faccio scuola, di matto giamma pure, tu non stai buona, non sei nessuno per me, ti senti nominata, nessuno ti penso stato buono per me. Tu sei ingrippata, vuoi imitarmi, sei una coppia e ti riesce anche male. La verità sai che non mi posso umiliare, sono desideri salvo ricordatela. Non mi giudicare se non puoi essere come me. Tu sei gelosa, cattiva, invidiosa, non sei nessuno, non tiene personalità. Non so il tuo nome, ma chi te crede giuro, casi fuori cagato, non si cosa per me. Se tu mi guardi, a me posso imparare, ti faccio scuola, di matto giamma pure, tu non stai buona, non sei nessuno per me, ti senti nominata, nessuno ti penso stato buono per me. Stato buono per me. Tu sei gelosa, cattiva, invidiosa, non sei nessuno, non tiene personalità. Non so il tuo nome, ma chi te crede giuro, casi fuori cagato, non si cosa per me. Se tu mi guardi, a me posso imparare, ti faccio scuola, di matto giamma pure, tu non stai buona, non sei nessuno per me, ti senti nominata, nessuno ti penso stato buono per me. Grazie, 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 grazie. Ora accontenterò una richiesta. Questa la dedichiamo anche a Sonny. Anche a Mary, però non la penso.
vederti con l'altra donna che ti vive accanto, mi lascia indifferente. Ora che fra noi due non c'è più niente, ora che il nostro ieri altro non è che un foglio ingiallito del tempo. Ipocrisia, gettare l'acqua e avere tanta sete, morire d'amore e dire non è niente, desiderarti e farmi indifferente, ipocrisia, questo sorriso che nasconde il pianto, altro non è che maschera dipinta, vorrei gridarlo che io sto fingendo e che di gelosia io sto morendo. Salutarti unitamente a chi ti vive accanto, amare indifferente quando nel cuore vive un sentimento, mi fa impazzire, sai, io voglio te. Io amo più te che la vita. Questo sorriso che nasconde il pianto, altro non è che maschera dipinta, vorrei gridarlo che io sto piangendo e che di gelosia io sto Quanto te la richiedono questa canzone, Desi? Sempre. Quanto te la richiedono? Ipocrisia. Quanto? Perché tengono ragione quando lo fanno. Tengono ragione, la terranno sempre perché, come ho detto prima, la canti veramente. Il nostro Sonny oggi è un po' distratto, non sente che qui sta arrivando tutto, grazie. Dicevo, si sentiva che arrivava qualcosa, no, sta combinando qualcosina. E quindi dicevo, hanno ragione perché comunque lo sappiamo, tutti i brani che abbiamo proposto stasera, te ti piace soprattutto cantare questi brani perché a parte quello mi danno tuo, passione, esatto, carica, è difficile trovare un brano del genere oggigiorno da realizzare. È difficile. Un autore che scriva un brano del genere. Ho chiesto che voglio fare un inedito, però un inedito si deve appoggiare alla Marina Nazionale, si deve appoggiare all'Angela Luce. Io voglio essere una donna diversa. Attenzione, non che non ci sono state, non chi è che non le ha cantate o le ha portate a Catania.
Per carità, io ancora sono piccolina, c'è chi già ha fatto tutto questo, però io voglio farlo anche. Beh, infatti stavo proprio per dire questo, sto dicendo, a prescindere, perché Daisy ha diversi brani che ha fatto, però lei quando va fuori, quando canta, va a ripescare sempre questi classici, perché è dove lei si rispecchia. Sì, io mi rispecchio, ecco. io mi sento da altri tempi. A prescindere, possono scrivere, può fare tutto quello che vuole, ma lei va a ripescare questi. E me li chiedono. Certo, perché la tua voce ti permette di cantare brani del genere, perché non hai una voce, cioè hai una voce che permette di fare determinate Estensioni, cose. che si estende, esatto. sì. Non ti limiti alle canzoni No, di oggi, ma puoi fare no. quelle che erano le canzoni di ieri. Per questo, infatti, è un peccato che tu non ci avevi pensato prima a farti realizzare un brano del genere. Ci sto pensando. No, senza ci sto pensando. Ma fare un bressa. Qua dobbiamo fare brani inediti, anche perché è difficile trovare voci femminili che cantano dei brani di questi. Quindi riprendere, riproporre nuovamente la melodia, questa qui è una cosa molto bella. Perché le origini comunque della musica napoletana sono queste. La vera musica napoletana, scusate, ma è questa sotto ogni punto di vista. Quindi vedere che c'è chi ci crede e chi vuole ancora portarla avanti e chi ci sta pensando a creare dei brani del genere è una cosa molto bella. Quindi forza e coraggio che noi aspettiamo. Facciamo un altro brano perché il tempo sta quasi per finire e poi dopo concludiamo con l'ultimo. Abbiamo altri 2 brani, dai. La mamma, vero? Ora volevo fare sentire 2 miei inediti così alla veloce, strofe e ritornello. Ho fatto un brano, non so se tu lo sai, parla della mamma. Sì, che lo so. Questo lo dedico alla tua mamma. Vai. E a tutte le mamme che amiamo. Guarda che bello. Ci partesse un amore non bene così. Io non punto una luce, non partita fino a rinda essa tua viva nascere. Chi te una mamma ricca non lo sa, chi te una mamma te una compagna. Se stai lontano sai quando ti manca. Chi l'ha perduto sta soffrendo e cagna, ma tu accarezza, stringa e passa e falla vivere. Chi te una mamma non tutte cose, darà la vita è stata prima casa, facesse tutto per ti fa felice. Tu adesso ora solo si ci dico, se piglia collera, sta aspetta, tu prima sa dormire. Il bello della diretta, sì. Questo è perché quando un giorno sarete delle spose proverete un'emozione che non si può spiegare. L'hai sempre immaginato che sto giorno non stai qua, non è più un sogno ma una verità. Sai tremare nell'emozione, un cuore già si fa vedere, quelle lacrime ti fanno assai più bella. Oggi lascia che sta a casa e mamma già sa cagnena, perché che la piccerella non si chiude. Mary, Oggi ti sposa, vestiti bianco traseri in da chiesa. Oggi ti sposa, coppo l'altare cagne che sta vita per sempre. Oggi ti sposa, sarai più bella sposa che può esistere. Tutto si emozionata, la casa sarà vuota senza te. Guarda mamma e papà che agnano felici
venuta, quella bimba adesso un po' cresciuta, donna diventerà. Per te. Bellissime, tesoro, brava, brava, brava. Un brano più bello dell'altro, viva la mamma sempre, che insieme al papà sono le colonne portanti della famiglia. Viva, viva le mamme, fatto bene, due brani bellissimi. Ci posso credere che già è passata un'ora, sembra è che passano 5 minuti. No, è passata. Abbiamo l'ultimo brano con la quale chiuderai e dopo facciamo tutti i convenevoli. Però prima di fare i convenevoli e tutto il resto, ricordare tutte cose, e ringraziamo ancora una volta i nostri sponsor, sempre grazie al laboratorio artigianale Pasticceria Gravagna, che si trova in piazza Montepo al numero 45, ovviamente Catania. Un bacione alla Pasticceria Gravagna. Ancora l'autonoleggio Miami, con questa sede che conosciamo tutti in via Nicola Covello al numero 35 e 37 a Catania, ma ci sta questa nuova apertura che appunto è in via Galermo al numero 326, e lì potete trovare qualsiasi genere di auto, anche quelle per cerimonie. La nuova boutique in via Sabato Castaldi numero 27 Catania, che tra l'altro fa le spedizioni in tutta Italia, e prima Daisy era vestita proprio grazie alla nuova boutique. E poi ringraziamo anche la panineria Spiderman, che invece si trova in piazza Eroi d'Ungheria, sempre a Catania. Abbiamo la pizzeria Finocchiaro, un'altra grande nuova apertura, che tra l'altro sta facendo una promozione fantastica, ovvero ogni pizza una lattina in omaggio, escluso il sabato e la domenica. Loro si trovano a Mister Bianco in via Poggiolupo al numero 11 e 13. E ancora grazie anche al Buon Caffè in via Giuseppe Missorri al numero 118A, sempre Catania. E poi grazie anche al Punto Giusto in via Villa Flaminia 60 Catania. Quindi grazie, un applauso per i nostri sponsor. E ricordiamo un po' quello che sta succedendo con la nostra Daisy. Grande evento il 22 di giugno. Sì, esatto. A Caserta. A Caserta, a San Marcellino. Con Franco Ricciardi. Ragazzi, mi raccomando, il prossimo anno la vedremo anche sugli schermi di Real Time, perché è stata proprio al Castello delle Cerimonie, dove è stata voluta tantissimo bene. C'è stata quest'altra svolta, lì andrà presente in altri eventi, altre serate, e vediamo un po' che cosa ci combinerà, perché questo è solo l'inizio di una lunga vita artistica della nostra Daisy. Poi adesso un'altra canzone che a te piace tanto è Riestecca. Bellissima, concludiamo con questa. Tu devi fare qualche salutino in particolare? Sì, saluto tutte le persone che mi stanno seguendo, saluto tutto Napoli, saluto tutti i miei amici, perché ho tanti amici che mi stanno seguendo e sono dentro il mio cuore. Saluto tutta la mia famiglia, saluto i miei figli, saluto il mio amore che è dietro le quinte, e grazie a lui sono arrivata dove sono arrivata. Grazie Mary, a te. Grazie a te, grazie al maestro Calogero, che ormai è il mio compagno di avventura. Il maestro Calogero è il numero uno. Mi sopporta. Ma lui è veramente grazie il numero Sonny, uno. è la bella radio. La nostra Daisy Salvo, ciao a tutti. Se tu vuoi parliamo che stasera no, non so venuto per far amore. Resta qua, se vuoi tu resta qua. Nata scusa per salvare questo amore. Se sto sbagliando fammi sbagliare ancora. Caccia fa, voglio che resta qua. Se tu perci tieni in me, non fa l'orgoglio, non c'è nada volta. Se ti perdo tutte cose, non mi trovo più. Volessi a Luca ancora che non è venuto, che ti penso e muore, che son conosciuta, ma innamorata di te, ma non ne saggio fare. Resta qua, si vuoi tornare ancora nata volta, guardo rinda all'occhio, leggo tutto cose, ma l'hai imparato tu, che su scoprire vero tutto si può fare. Chiudo sta porta, resta ancora qua. Non è vero che ti sei scordata, o dice solo perché sta incazzata. Che vuoi fare? Che vuoi fare? Ti prego non pazziare. Non è vero che sono sozzolia, che stasera ora ti tutte cose. Mi zella
faccio tutto caso, ma l'hai imparato tu, che so scoprire vero, tutto si può fare, che resta porto, resta ancora casa. Volessi vivere ancora tutti quei momenti abbracciato con te, volessi sentire ancora porto cuore sbattere, non è venuto proprio a voce ancora, se tu ci credi pensa per stasera. Volessi a Luca ancora, che non è venuta, che io devo insiemore, che sono una scema, innamorata di te, ma non passarci fa. Disse che si può tornare ancora una volta, quando rinda l'occhio, legge tutto caso, ma l'hai imparato tu, che so scoprire vero, tutto si può fare, che ora sta porta resta ancora Sì ragazzi, resta ancora Scema innamorata di te, ma non lo saggio fare,